92 feriti, circa 100 milioni di danni, 500 case lesionate, 400 gli sfollati, persino una vittima. Sembrano i numeri di una apocalisse, quale effettivamente fu il tornado che l'8 luglio del 2015 interessò l'area della Riviera del Brenta nei comuni di Dolo, Mira e Pianiga in provincia di Venezia. A distanza di 5 anni i resti di una meravigliosa villa, Villa Fini, sono ancora lì a testimoniare la violenza di uno degli eventi più catastrofici mai avvenuti in Veneto e, secondo gli esperti, addirittura in tutta Italia, classificato con intensità F4, che equivarrebbe ad un valore estremamente elevato ed una velocità che avrebbe raggiunto una potenza pari a 300 km all'ora. Per fortuna il resto del territorio interessato è stato invece ripristinato e i cittadini risarciti per i rilevanti danni subiti, tra i 4 e i 5 milioni la cifra resa complessivamente disponibile. A Dolo, il territorio maggiormente colpito, 25 milioni l'ammontare stimato dei danni, erano giunte 200 richieste per fondi regionali ed una cinquantina per fondi statali. Impressionante la gara di solidarietà che l'evento disastroso aveva innescato, arrivando ad accumulare tra donazioni di aziende, istituzioni, associazioni e comuni cittadini circa 1 milione di euro, e ci sono ancora 900.000 euro disponibili da parte della Regione Veneto per il rimboschimento delle rive del fiume Brenta. Ma non è tutto oro quel che luccica, risultano diversi casi di persone che si sono arrangiate per conto proprio, dal momento che i tempi di erogazione dei fondi non sempre sono stati rapidissimi. Considerando che siamo in Italia, fa forse più notizia il fatto che comunque dei soldi siano arrivati.